È stata un'esperienza sicuramente interessante che ha arricchito intellettualmente i ragazzi dello Sciascia, la presenza e la partecipazione alla fiera del Salone del Libro a Torino. Sì, un'esperienza diciamo all'interno di un anno scolastico ricchissimo di iniziative, è un'esperienza che parte da una consapevolezza profonda dell'Istituto Tecnico Leonardo Sciascia, proprio che la scuola rappresenti un bene per il territorio. Quindi consapevoli della nostra responsabilità di educatori, abbiamo cercato un rapporto di reciprocità che possa arricchire il territorio e la scuola di nuovi modi di pensare, di guardare i ragazzi, di cercare anche il sostegno di aziende e associazioni che condividano con noi la missione e la visione. Per cui impegnare le responsabilità di tutti, formando un capitale sociale di cui poi il territorio beneficia. Tra le attività da realizzare, nello specifico, c'era la partecipazione di un gruppo di studenti al Salone del Libro di Torino, quindi un'attività di lettura, di piacere della lettura, che ci sembrava anche fosse un tributo al maestro di Regalpetra che dà il nome alla nostra scuola. Un'attività che parte in classe e che poi trova conclusione nella partecipazione dei ragazzi al Salone del Libro. Ringraziamo ANCE Agrigento, Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha in realtà sposato subito il progetto attraverso un gesto di fiducia, di generosità, incontrandoci con il presidente di ANCE Agrigento, Carmelo Salamone. Abbiamo subito condiviso l'idea che non si trattava di una mera raccolta di fondi, ma di qualcosa di più profondo. Si voleva proprio contribuire, ciascuno nel proprio mondo lavorativo, nel proprio contesto, ad un'idea, quella che non c'è futuro in un territorio senza educazione dei giovani. Per cui ringraziamo la disponibilità, la generosità, quella pronta fattività di ANCE Agrigento, nella persona del presidente Carmelo Salamone, e nutriamo la speranza che nuove e ulteriori occasioni istituzionali e progettuali vedano l'Istituto Tecnico Leonardo Sciascia e il territorio insieme al servizio dei nostri giovani e dei loro sogni. Ho avuto la possibilità di essere stata selezionata per partecipare a questa incredibile esperienza avvenuta a Torino, quindi il Salone Internazionale del Libro. Grazie ai nostri professori e alla preside abbiamo avuto la possibilità di partecipare. La lettura, il viaggio e anche Tabucchi ci hanno unito in questa esperienza, che non è solo di organizzare il viaggio, di avere questa esperienza di andare insieme in un altro posto, in una fiera così importante, ma anche quella di riunire le nostre passioni e le nostre diversità in quella che è la nostra quotidianità. Ma ti aspettavi un evento così importante? Cioè lo immaginavi tu un evento così? Sinceramente no, non ero neanche informata a riguardo fino a quando non ci hanno proposto di essere partecipi di questa esperienza così importante e così unica. Quindi la consiglieresti a tanti tuoi colleghi? Assolutamente sì, non è inusuale, anzi si trovano diversi stand, ci sono diverse categorie di libri che possono appassionare chiunque, anche chi non è amante della lettura, quindi sì. Noi dal 19 al 21 maggio abbiamo trascorso un indimenticabile fine settimana a Torino. Il 20 maggio in particolare eravamo presenti all'Auditorium del Lingotto e lì abbiamo assistito all'evento conclusivo del progetto Un libro tante scuole. L'incontro è stato introdotto da Nicola Lagioia, il direttore del Salone, e abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare le parole di Maria José de Lancastre, traduttrice e moglie di Tabucchi, che ci ha in qualche modo proposto una nuova lettura del
del romanzo in chiave di testimonianza storica e politica. Tabucchi infatti fu proprio testimone della violenta dittatura fascista di Salazar in Portogallo. La giornata poi lo abbiamo proseguita al salone, i ragazzi con entusiasmo e curiosità giravano tra gli stand e ognuno alla ricerca del libro da curiosare, da spulciare o da acquistare. E in effetti questi ragazzi sono partiti da Agrigento con un solo libro in valigia e sono rientrati invece con tanti libri di più, per cui un'esperienza sicuramente da ripetere, perché i ragazzi hanno lavorato sodo, si sono impegnati, sono messi in discussione, speriamo di poterla ripetere anche negli anni a venire. Sostenuta dall'Ance, ricordiamolo. Sì, l'Ance ha sostenuto le spese dei ragazzi che hanno avuto l'opportunità di partire per Torino senza sostenere alcuna spesa.